Settima corsa, cavalli di 4 anni, non vincitore di 16.000 euro in carriera, 1 Cresmail, 2 Cesni Adaghi, 3 Commander Crow, 4 Charlotte Regal, 5 Cesare Augusto DVS, 6 Crab Wise AS, in seconda fila 7 Cosmo Trio, 8 Costamagna Pax. Stacco della macchina, veloci Cesni Adaghi con al largo Charlotte Regal, poi Commander Crow che si accoda a secondo. Numero 8 Costamagna Pax, cerca di rimanere davanti Salvatore Valentino, si fa il posto alla corda o almeno al millimetro, e gran parcheggio di Crescenzo Maione che si accoda secondo davanti a Commander Crow. Poi vediamo il numero 6 di Crab Wise AS, mentre Cesare Augusto DVS è in quarta posizione. Ora rallenta un po' il ritmo la figlia di Mondiale, ok, arriva in 30 tondo tondo al paletto dei 400 metri. Tanto Cesare Augusto trova l'anticipo da parte di Natale Cintura con Crab Wise AS che avanza al largo. Intanto 600 che vanno via in 46,4. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Cesni Adaghi su Charlotte Regal, poi Commander Crow. Avanza al largo Crab Wise AS trascinandosi Cesare Augusto, poi prova a spostare anche Jenny Riccio con Cresmail. Qualche urlo a centrogruppo, intanto 1-1-4 il primo giro, con in vantaggio sempre Cesni Adaghi. Crab Wise AS si avvicina gradualmente, trascinandosi Cesare Augusto. Intanto il chilometro va via in 1.16.8 con un 15.4 per la curva. Cesni Adaghi, Charlotte Regal, poi Crab Wise AS, Cesare Augusto in seconda pariglia, Paul Cresmail che accenna alla terza ruota, retta di là passata in 14.4. Siamo sulla curva finale con Cesni Adaghi in vantaggio. La minaccia ora può essere quella di Charlotte Regal che l'ha seguita fin dal via. Cesare Augusto è in terza ruota ma fatica un po' a progredire. Ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, sposta Charlotte Regal su Cesni Adaghi che prova l'allungo, ultimi 100 metri, Cesni in vantaggio, di dentro si lancia anche Cosmo Trio ed è Cosmo Trio che prende la meglio su Charlotte Regal al terzo, Cesni Adaghi al quarto, Commander Crow. 29,5 a chiudere, 1.15.4 la media al chilometro. Vittoria un po' sorpresa per Cosmo Trio per linee interne che infila di dentro Cesni Adaghi, poi battuta anche da Charlotte Regal. E al quarto Commander Crow, vittoria per Cosmo Trio. Marco Stefani, training ovviamente di Marco Azzaroni per la scuderia Trio, che vengono a concludere la serata con la vittoria del figlio di Oro Puro Bar. Ed è quindi tutto per oggi, venerdì 1 luglio. L'appuntamento è sempre per domani sera, sabato 2 luglio, per la terza giornata di corse all'ippodromo di Cesena.